Buongiorno, vorrei intervistarla. No, mi scusi, sto entrando in banca, poi il pranzo. Mi scusi, 2 parole per un'intervista? Mi spiace, sto uscendo dal negozio. Corro a preparare il pranzo. Ma è possibile? Stress per la pausa pranzo? Take it easy. Bastano 15 euro. Il tuo business lunch è al Sunset. Un primo di mare, una bistecca con contorno e i dessert per i più golosi da 15 euro con caffè e acqua inclusi. Nel piazzale San Gimigliano a Tortolì il tuo business lunch si chiama Sunset. Sunset Cocktail Bar and Restaurant. 15 euro per staccare davvero nella tua pausa pranzo. Piazza San Gimigliano a Tortolì. Infoline 331 59 54 675. Seguici sui social. Sunset Lounge Bar. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a 25 euro al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Farmacia Masia, Lozzo Rai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato, comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da 9,90 euro. Farmacia Masia, via Roma, Lozzo Rai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Buongiorno da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, come sempre con il nostro notiziario, le ultime news dall'Ogliastra. Partiamo subito da Loceri. La fine dei lavori per il bypass del Flumendosa, che slitta di altre 2 settimane, e il dimezzamento del numero delle autobotti a disposizione dei cittadini fanno infuriare ancora una volta il sindaco di Loceri, che attacca il gestore idrico. L'emergenza siccità a Loceri è gestita da un ente incapace di fronteggiare il quotidiano. Abbanoa usa soluzioni che peggiorano il problema. Questa la dura dichiarazione del primo cittadino Gianfranco Lecca. Si tratta dell'ennesima beffa ai danni dei cittadini. L'ente di gestione promette di risolvere l'emergenza con i lavori di bypass, che avrebbe dovuto risolvere l'ostruzione delle tubature, uno scavo di 600 metri per garantire una maggiore quantità di risorsa idrica. I lavori potevano essere eseguiti nell'arco di una settimana, ma il cantiere va rilento e oggi l'ente chiede altro tempo che i cittadini di Loceri non hanno più. Queste le parole del sindaco, che continua: il comune è al lavoro per assicurare gli stessi diritti a tutti. Oggi si rivolge alla Procura della Repubblica. Questa è una gestione sbagliata che di fatto rende simile a una lotteria l'arrivo dell'acqua ogni giorno, lotteria che sta punendo chi ha dato ascolto alle facili promesse. L'emergenza idrica è una materia complessa che richiede organizzazione e non improvvisazione. Queste le parole del sindaco Gianfranco Lecca dopo gli ulteriori ritardi dei lavori appunto per risolvere la questione idrica a Banoa e poi anche il dimezzamento delle autobotti che approvvigionano i cittadini loceresi. Ricordiamo una comunità fra le più colpite per l'emergenza siccità. Andiamo avanti con Barissardo. Procedono spediti i lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia, che porteranno a una materna fortemente rinnovata, dotata di ambienti sicuri e confortevoli.
Interventi resi possibili grazie a un finanziamento ricevuto dal Comune di 350.000 euro tramite il piano straordinario di edilizia scolastica iScola, destinato appunto al rinnovamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. I lavori sono partiti lo scorso luglio e stanno riguardando la messa in sicurezza del cortile esterno, una nuova pavimentazione, il rifacimento di tutti i bagni, risanamento delle lesioni strutturali, un nuovo impianto di condizionamento per la mensa, insomma una serie di interventi puntuali per rendere la scuola al passo con i tempi. L'obiettivo è quello di consegnare la scuola rinnovata entro l'avvio dell'anno scolastico, ha detto il sindaco Ivan Mameli. Stiamo facendo tutto il possibile per rispettare questo appuntamento. In questo momento il nostro comune ha contemporaneamente in esecuzione solo dedicati all'edilizia scolastica ed educativa 3 cantieri: scuola dell'infanzia, potenziamento asilo nido e nuova mensa scolastica. Andiamo avanti con Urzulei, grande soddisfazione per la 25esima edizione del campionato sardu de Samurra, successo di coppie partecipanti e di pubblico nella piazza Fontana a Beccia. Dopo la cena organizzata dal Comitato Fedale 74, 84 e 94, i Murradores hanno trovato una grande folla di spettatori che si è concentrata nella piazza e nell'anfiteatro. Hanno partecipato 32 coppie di esperti giocatori venuti da tutta l'isola che hanno offerto un grande spettacolo giocando correttamente sempre nel rispetto dell'avversario. Agguerrita la finale con la coppia Dioni Feri Mamoiada, composta da Pietro Paolo Piras e Antoni De Solis, che ha dovuto cedere ai 2 giovani e fortissimi ierzesi Leonardo Dionis e Roberto Corona. Si è distinta per bravura, strappando gli applausi del pubblico assiepato nell'anfiteatro, anche la giovane di Urzulei Vittoria Serra. Primi classificati Leonardo Dionis e Roberto Corona di Ierzu, secondi classificati Pietro Paolo Piras, Dioni Feri e Antoni De Solis di Mamoiana, terzi Gianpietro Locci e Francesco Cannas di Ierzu, quarti Nicola Monni di Villa Grande e Fabio Floreddu, anch'esso di Villa Grande. La prima coppia ha vinto 2 coltelli arburesi con incisione e un viaggio in Catalogna per partecipare al Murramundo previsto per il 20, 21, 22 settembre. Poi tanti altri premi anche per gli altri che si sono classificati al secondo e al terzo posto. La serata poi ha proseguito sino a tardi con i musicisti Alessandro Podda, Eugenio Cabra, Simone Cabidu, che hanno proposto balli sardi al suono di organetto, fisarmonica, launeddas, sulitu e trunfa. L'associazione che ha organizzato la manifestazione su Sociupo su Gioco de Samurra ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. Andiamo avanti. A Pietro Cazzola è stato conferito l'importante riconoscimento premio Nuvoleti dalla prestigiosa Accademia Italiana della Cucina. A premiarlo è stato il delegato per l'Ogliastra Raffaele Sesto, al termine di un confronto interessante e coinvolgente con il giornalista Tonio Pillonca. Cazzola, cuoco d'eccezione dal 1989, è al timone delle cucine presidenziali. Il suo percorso professionale l'ha raccontato in un libro, Il cuoco dei presidenti, che ha presentato anche venerdì sera nella sala congressi dell'Hotel Arbatazar. La serata è stata anche l'occasione per celebrare anche tanti altri talenti di Triei. Infatti il cuoco originario di Triei ha partecipato la sindaca Anna Assunta Chironi, che ha detto queste personalità rendono orgogliosi la nostra comunità. Non possiamo che essere appunto orgogliosi di annoverare tra i nostri concittadini personalità così brillanti che portano lustro alla nostra piccola comunità e concorrono con grandi esempi di professionalità e dedizione a farci conoscere nel mondo. Queste le parole della sindaca di Triei, Anna Assunta Chironi. Chiudiamo con un evento. Il 29 agosto Guido Coraddu porta il suo miele amaro all'interno di Progetto e Destino, la Biennale dell'Arte di Ulassai. Il titolo Miele amaro nasce dalla suggestione della fondamentale antologia di poesia e prosa della Sardegna pubblicata da Salvatore Camboso nel 1954. Inoltre Miele amaro è un progetto centrato su musiche dei più noti autori sardi di musica jazz,
da Paolo Fresu a Gavino Murgia, per citarne solamente due. Attraverso autori del presente e del passato, Guido Caraddu racconta una Sardegna senza confini che ha saputo immaginare un linguaggio che intreccia l'identità culturale con il mondo contemporaneo, compiendo il miracolo di saper coniugare il sentimento di appartenenza con l'universalità. Se esiste un peculiare jazz sardo lo si può sapere solo ascoltando la musica di chi ha tracciato una via lunga quasi 40 anni e 3 generazioni. Ecco, Guido Caraddu sarà il 29 agosto alla Biennale dell'Arte di Ulassai con il suo Miele Amaro. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, vi do appuntamento a domani come sempre con la nostra rassegna stampa 9:30 circa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Giancarlo Montoni e buon proseguimento su Radio Stella.